La nostra rassegna di bellezza continua all'interno di questo settimo casting, quindi occhio perché vi presento l'aspirante Miss numero 85, nome e cognome. Cristina De Faccio. Cristina, avviciniamoci un po' così vai più a favore di telecamera, insomma ti vedo molto emozionato. Un po'. Ma è normale, è la prima volta che fai un'intervista televisiva? Sì. E allora è assolutamente normale, ti chiedo di tranquillizzarti, di fare un bel respiro perché ti chiedo solo di parlarci di te, insomma siamo tutti curiosi di conoscerti meglio, quindi quanti anni hai, cosa fai di bello nella vita, cosa vorresti fare? Allora ho 17 anni, studio alla scuola d'arte e faccio sport. Tipo? Ginnastica ritmica. Ginnastica ritmica, anche tu sei qualche campionessa europea, mondiale, olimpica? Come lei partecipo alle nazionali e ho partecipato anche agli europei e ai mondiali. Cioè vedete, alla fin fine io rimango sempre basito, insomma complimenti, lo dite con una tranquillità unica, insomma invece in realtà sono già delle atlete, delle professioniste. No, Quasi. più o meno. È molto umile, in realtà lei arriverà alle Olimpiadi ma non vuole farlo vedere. Senti, allora, sogno nel cassetto invece, ce l'hai un bel sogno? Vorrei fare la sarta Come mai? perché adoro cucire. Che bello, ho capito, quindi magari anche la creatrice di abiti? Sì. Capito? C'è qualche stilista in particolare che ti affascina, ti piace? A dire il vero no. No, quindi vorresti fare una roba tua, unica, particolare? Sì. È molto brava Vivienne Westwood, però diciamo che secondo me è la migliore. Ho capito. Mi guarda, è un'incantatrice di serpenti, mi guarda, davvero ha uno sguardo molto magnetico, brava. Insomma, complimenti che sei anche molto, molto carina, ben arrivata a Miss Topolini. Quella è la telecamera, quindi adesso è il momento per te di fare tutti i saluti e dire tutto ciò che vuoi. Ok. Ringrazio la mia famiglia che mi sostiene sempre in tutto quello che faccio. E io aggiungo in bocca al lupo. Crepi, grazie.